Giorno zero, un po' come quella volta a Tenerife. Sostanzialmente adesso dovevamo essere a metà strada in Francia, invece siamo già arrivati qui al campeggio Masnou, che è quello che ti ho consigliato, e adesso sono tipo le 7 o le 6 di pomeriggio, e adesso prendiamo e andiamo a Barcellona e viviamo assieme il Capodanno in centro a Barcellona, in piazza Catalogna. Probabilmente sì, te lo vedrai a giugno sto video, però insomma tengo buon per il prossimo anno. Che gentilissima mi hanno chiesto informazioni, ci hanno praticamente accompagnato alla stazione. Mi ricordo un po' quella volta in Slovenia che il tipo ci guarda e dice: cosa avete perso? Ho tenuto un corso di olfatto ad Alessia, perché anche qui c'è odore di ganza ovunque, molto di più di Tenerife, molto di più. Biglietti solo andata 8,40, non si va bene. Un gentile spagnolo ci ricorda che quando è aperto lo sportello è gratis. Appunti, l'ultimo treno è alle 11:30 di sera, altrimenti ci sono gli autobus che passano tutta la notte. Che bello, sono appena arrivato, c'è già tutta la pubblicità della droga. Che casino, è peggio della stazione di Amsterdam. Siamo appena arrivati, ok. Ma io c'ero già stato qua, perché sono stupito? Ah sì, perché ho tipo l'Alzheimer che avanza, tu capisci? Quindi non mi ricordavo di essere stata qua. Forse mi sembra sempre di essere Renato Pozzetto di turno che arriva nella Milano. C'è il globo anche qua e non c'è il Deliveroo. No, c'è anche qua tanto odore da grigliata, tipo Tenerife, non so. Sai chi si spruzza? Qua una specie di Cristo masochista, guarda che ha messo gli spunzotti sul pene, vedi tu? Non si fa ste robe. E continua veramente tantissimo l'odore di ganza in una maniera estrema. Io anche proverei a titolo turistico, però da ex fumatore di tabacco tutto ciò è estremamente pericoloso. Qua sei sulle Rambla, qua devi stare attento, diciamo, a borse, borsette, eccetera. Io ovviamente non posso registrare, però ci sono di quei personaggi da gara che mettono fa basta. Anche qua una pallina 3,50, cioè il gelato è proibitivo praticamente. Bene, abbiamo avuto anche la fortuna di visitare Lubiana e Barcellona sotto il periodo delle feste, scusa, ma illuminato è tutta un'altra roba. Palazzoni, tante viette. No dai, siamo in emergenza cibo, ti faccio vedere un po' Barcellona meglio dopo nei prossimi giorni. Sempre qui nelle Rambla troverai dei simpatici personaggi che tirano sul naso perché non hanno i fazzoletti e ti mostrano la loro lattina di Coca-Cola con orgoglio. L'ambulanza sembra un omosessuale passivo. Cazzo, da un'ora è ancora là perché non la fanno passare. Boh, adesso va, sarà che lavori. Porca miseria. Sarà perché forse dovevano mettergli una sirena un po' più seria? Guarda che rassa dei misteri. Allora, prima che mi desmentico, questa è la statua dedicata a Cristoforo Colombo, quello che ha trucidato i nativi americani, o meglio li ha fatti trucidare. Adesso non so, ci avevo fatto un po' il tono di voce come per dire adesso ti racconto l'altra roba, invece no, so niente. Cioè, mi guardo, scopro. Guarda che è grande, cioè guarda Singano che le è alto 1,94 m. Cosa? Dimmi. Cos'ha? Ah, non l'hanno sterilizzato? Ai coglioni. Ah, non si dice ai coglioni, ai cogliones! Perché siamo in Spagna, dai. No, spettacolare Barcellona, però ti assicuro, essendoci già stato, che senza tutte le luci e le bancarelle in più, eccetera, è tutta un'altra cosa. Cioè, bellissima, ma non bella come la stiamo vedendo noi ora, come la vedrai tu dopo. È tutto luminoso. Siamo alla ricerca del McDonald's per il pargolo, in lingua nostra locale, Palboccia. Ragazzo, Barcellona è sempre Barcellona, per un motivo che tu ben sai. Ma è una discoteca faro. Cioè, inquadra bene il faro. Aspetta, torno indietro. Tac. È una discoteca a faro? Dici? Ah, notavo, sì, è vero che c'è pieno di pula qua. Che qui non sa da ganza. La ganza la trovi in piazza Catalunya. Piazza Catalunya impregnata di ganza. Cioè, perfino gli alberi, i buchi degli alberi buttano fra ganza. Siamo tipo un po' persi. Guarda Giacomo che bello, un negozio di giochi chiusissimo, guarda com'è chiuso. Cioè, fai la faccia che non sei interessato che è chiuso, in realtà dentro dici Dio qua, Dio là, vero?
assurdo, il McDonald's, tra parentesi quello di 2 piani dove volevamo portare Giacomo che voleva il Mac, è chiuso alle 8 di sera, chiude alle 8, cioè nel Jesolo chiudono alle 2 di notte. Bellissimo sto posto, si mangia qua. Con vista del piccio. Ah, allora digli Giacomo, le tapas sono delle specie di tartine, ok? Le possiamo scegliere con varie cose. È vero, siamo al 31 dicembre, mi fa notare questa fidanzata, che è in Nodo 3, che siamo qui all'aperto. Io sono senza giubbotto e si sta a Dio, e sarà 20 gradi. Adesso spiega agli altri bambini quello che io provavo sempre a dirti, che se non mangi tante cose e dici sempre non mi piace, poi ti trovi nei ristoranti che hai 1000 cose buone e te non ti piace niente, devi mangiarti i calamari che li mangeresti anche in Italia, cioè capisci? Dentro era bellissimo, ma vuoi mettere la vista fuori? Cioè, ara che vista ragazzo. Te lo consiglio sto posto, adesso ti dico il nome. Allora, sei nel porto, uscito dalle Rambla e si chiama Tapa, cerca Tapa dove c'è la zona commerciale, diciamo. Ringraziando Dio avevano finito la Guinness, ok, anche perché insomma te vai in Spagna, te bevi a Guinness, te si insemenio. C'è l'Estella, che è la loro, buonissima, almeno qua è buonissima, la spina qui al Tapa è veramente buonissima. È tornata dalle Canarie. È tornata? Io ho scelto queste cose qui col pulled pork e maionese all'aglio. E la cipolla mi correggono dalla regia. Dio mio, patate fritte tagliate a mano. Non avara pare tue, guarda che misteri. A titolo commemorativo, se metti qualcuno viene a Barcellona vuole rifare quello che io ho fatto, io la prenderò sta roba qua con mela caramellizzata e miele. Dopodiché basta, perché non posso parlarti solo di roba da mangiare. È stata una serata magica perché ho assaporato gusti mai sentiti in vita mia. Anche sta roba qua, cioè l'ho fatto sa da legno, non ti parlo più da mangiare, però il gusto è buonissimo. Però la differenza tra i teenager di una volta e quelli di adesso stanno sempre con la tavoletta. Quelli di una volta andavano a fighe, le portavano in spiaggia e non ti dico cosa succedeva. Tu mi dirai, sì, ma anche tu sei con la tavoletta? No, mi sono sentata in parte una figa, mi posso permettermi la tavoletta? No, no, volete spiegare a Alessia che non è la stessa cosa la birra alla spina e la birra in bottiglia. Non ho capito, lei ti ha detto la stessa cosa, lo stesso modello, la stessa marca, ma non è la solo che una è imbottigliata, una è compatta. Sì, ma cambia tutto. Non è che una era da Peroni e l'altra era ok, è come dire l'organo sessuale. Vuoi una vagina? Abbiamo il cazzo, no? Vorrei la vagina, ma il cazzo è lo stesso. Non è lo stesso. Cos'hai? Lo strappone. Mamma mia. Sì, si è mangiato da Dio, te lo straconsiglio. È il puerto. Sai che quest'anno speciale della fidanzata Natale a Lubiana e Capodanno qua. Tanta roba. Adesso ti portiamo in un luogo veramente magico che visitammo io e fidanzata tanti anni fa quando non eravamo fidanzati. Gli iscritti in Veneto, Nalal al port. Bentornati. Dove c'è La tua destinazione si trova sulla destra. Lo so, ma fa vedere che sono arrivato, cioè il navigatore non sta a parlare, che dopo sembra che io, cioè, hai capito? Quindi sono io che spiego agli altri, devi andare in zona porto dove c'è il museo delle cere, che è chiuso, impossibile, forse non è questa l'entrata. No, è chiuso, ragazzi, dovevamo portarvi in un locale strafigo. Carità, ci andremo nei prossimi giorni, però ci sono rimasto malissimo che è chiuso, è assurdo. E il nonno col poeastro, tanta vecchia figa che a metà fa basta, ma qua lei sa non posso fare questa roba. Cioè è il discorso che facevo dei pampani che non aggiornano il Google Maps. Cioè ti arrivano centinaia di persone perché trovano aperto. Sì, no, io devo parlare del bosco dei fatte. E dopo ti troverà perché ti non ti aggiorni su Google Maps. Una cosa che ho imparato dalla Scozia e l'Inghilterra, in base alla disponibilità del popolo ad assumere schifezze, il mercato propone. Edifici austriaci, un negozio di hummus, cioè praticamente i posti più strambi oggi sono chiusi. E scusa se insisto, ma che c'è odore di origano ovunque, origano dappertutto. Com'è sta roba, Alessia? Quando si fa il countdown 10, Countdown? 9, come si dice? E conto rovescia, Dio Il caro. conto rovescia. Per Countdown. lo scoccare del nuovo anno, la mezzanotte, qui è tradizione alla fontana mettere in bocca un chicco d'uva, quindi 10, un chicco d'uva, 9, un altro. È un rito propiziatorio, un rito che porta fortuna. Ecco perché tutti stanno vedendo i banchetti, i chicchi d'uva. Ah, capito, Tio. I ragazzi sapevano d'origano. Me qua testa che mi gira sono respirare origano. La Rambla, Las Casin de Sera. Allora, tutti i souvenir degli spagnoli col toro, il tipo che caga,
e borracce. E qua I love my girlfriend, ma io mia tanto state metti ste mutande da femmina. È vero, gli è fan del Friuli, sto qua l'ama alla tisana dal 1880, porco cane, saranno morti tutti ormai. Articoli da viaggio, parlano una coi fioretti, vedi tu? Pensati a volte che qua a Fresa non è a Fresa, qua a Fresa è la fragola. Ah, ha fatto il coso, il torrone della ciupa ciupa. E questa è una cioccolateria. Andiamo a usare la ganza in centro, prova a immaginare che casino che c'è questa sera che è Capodanno. Tu non hai idea di quanti migliaia di persone ci sono per la strada. No, sì, non lo vedo i video. No, non te ne hai idea, appunto. Ma guarda a girare un film al mondo. Buone feste, vedi tu in inglese, festa di Yoshi. Ecco, se Yoshi Buchi. Ci sono tanti italiani. Sento, hanno deciso di fare il Capodanno a Barcellona. Ascolta, mettiti in team e panni. Noi me mudando, i panni nel senso metaforico. Dopo un viaggio anche stamattina dai 7 della mattina fino a sera in camper con un minimo di 80-90 km orari, prova a pensarti adesso, mettete in team e panni sul serio, di quanta voglia che ho di festeggiare il Capodanno. Cioè proprio guarda quanto che minacciava, fa veda dove siamo, a vastità, aspetta, oddio no, è tutto chiuso, non riesco a farti veda a vastità del cazzo che me ne frega, no, che se tutti i paesi in mezzo mi serviva un spazio, un fiappio aperto. Ci sono anche gli indiani che ti vendono le bozze di prosecco, il che sarebbe illegale perché in molti paesi, tra cui Barcellona, non puoi vendere nei supermercati, bensì in tenda, gli alcolici dopo le ore tot. Guarda che albergo strano, è un negozio di camper, era là, vedi tu scritto sotto camper? No, fiora, io devo fare dei camper. Qua devo entrare solo per dire di esserci entrato. Ringrazia Alessia che non posso filmarti tutte le fighe in minigonna, ringrazia. No, aspetta, ti metto il video che magari per sbaglio non ci andiamo, è giusto per farti vedere quanto inutile lusso c'è. No, non sei inutile, ti disingono che sono pubblicitario, non è inutile, la gente è attratta dall'inutilità del lusso. Cioè, è inutile magari per chi che le compra, ma per chi che lo vende non è per niente inutile. Video registrato da un iPhone 14 Pro Max. Aspetta perché sono curioso, perché tutti si domandano, senti anche gli inglesi qua, io devo dire, ma dov'è che si festeggia, la musica è di là, e qua c'è più gente, là c'è meno gente. Io vedo che c'è più gente qua in piazza Catalunya, ma a me domanda è, cosa scatta a mezzanotte, cosa che succede? Cioè, i brusave, cioè, non so. Io mangiare l'uva? Sì, ma... mangiare l'uva. Ecco qua, in questa situazione senza senso dove che le borseggiatori, spacciatori e qui che te vende lattine di birra e bossa del prosecco, c'è qualche miero di persone, non vedo l'ora che arrivi il momento in cui tutti in coro diranno Ulfo Quea. Ti ho detto che usanza mangiare i chicchi di uva, un chicco ogni rintocco prima della mezzanotte, non mi ricordo se ti ho godito. È più o meno quello che facciamo noi veneti, solo che passiamo a fase quella dopo dell'uva, tu capisci? Non capisco questa felicità immotivata per un cambio cronologico. Un'unità di misura temporale creata dall'uomo. Però come che diceva Terzani, se bevo anche viva in tal mondo dei sogni, crede che robe. Ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione, tutti quanti stiamo già aspettando. Sarà 3 volte Natale e festa tutto il giorno. Ogni Cristo scenderà dalla croce, anche gli uccelli faranno ritorno. Ci sarà da mangiare e luce tutto l'anno. Anche
anche i muti potranno parlare mentre i sordi già lo fanno. E si farà l'amore, ognuno come gli va. Anche i preti potranno sposarsi, ma soltanto a una certa età. E senza grandi disturbi qualcuno sparirà. Saranno forse i troppo furbi e i cretini di ogni età. Vedi caro amico, cosa ti scrivo e ti dico, e come sono contento di essere qui in questo momento. Vedi, 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 vedi caro amico, cosa si deve inventare per poter riderci sopra, per continuare a sperare. E se quest'anno poi passasse in un istante, vedi amico mio come diventa importante che in questo istante ci sia anch'io. L'anno che sta arrivando tra un anno passerà. Io mi sto preparando, è questa la novità.